Io rappresento il centro-sinistra, il volontariato, la volontà di fare il piano regolatore, di premiare le frazioni non contro, ma a differenza di premiare sempre il centro urbano. Così ad aprile del 1996 Bruno Marchetti si appellava alla città di Castelfranco, l'ultima corsa nella politica che gli ha permesso di guidare la città che amava. Proprio in città, alle prime ore di oggi, si è spento. Tra i primi ad esprimere il cordoglio l'ex compagno di partito Maurizio Sacconi. Quando le nostre convinzioni sono diventate divergenti ci siamo incontrati saltuariamente, ma sempre amichevolmente. Molti rimpiangono ora l'uomo autorevole, il presidente del Consiglio regionale e il sindaco della sua amata Castelfranco. Di professione avvocato specializzato in cause civili, è stato esponente della corrente lombardiana. In politica aveva bruciato le tappe, diventando l'8 settembre del 75 il più giovane presidente del Consiglio regionale veneto. Dopo la nascita della Seconda Repubblica era rimasto nell'ala sinistra del partito Approdate, i Democratici di Sinistra, e proprio con l'Ulivo si era candidato alla guida di Castelfranco. Bruno Marchetti è stato il più giovane ma anche il più longevo presidente di questa assemblea, ha commentato l'attuale presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato. Ha saputo guardare lontano nel momento della scomparsa, rendiamo omaggio al suo senso delle istituzioni. Per 2 mandati Marchetti era stato anche in consiglio d'amministrazione della Biennale di Venezia. I funerali venerdì nel Duomo della sua Castelfranco.